Sea-Watch sottoposto a fermo amministrativo, migrante che aggredisce poliziotto finisce in carcere, sit-in della Lega in programma a Porto Empedocle. Sono trascorsi 7 anni dalla visita del Papa a Lampedusa, il suo primo viaggio, il pontefice lancia un nuovo appello alla fratellanza. L'assessore all'economia Armao descrive la crisi post-pandemia. In Sicilia arrivano 80.000 richieste di prestiti a fondo perduto, il lockdown ha cambiato il lavoro, il trend è quello dello smart working. Entro la fine dell'anno lavori al Tempio di Zeus, verrà rimesso in piedi anche il telamone. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. La Sea-Watch 3 attualmente a Porto Empedocle è stata sottoposta a fermo amministrativo dopo un'ispezione della Guardia Costiera, il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Gli ispettori della Guardia Costiera nella giornata di ieri, specializzati in sicurezza della navigazione, hanno sottoposto la nave Sea-Watch 3 battente bandiera tedesca gestita dall'organizzazione non governativa Sea-Watch a un'ispezione volta a verificare l'ottemperanza alle norme a essa applicabili in materia di sicurezza della navigazione, protezione ambientale e tutela del personale navigante. L'unità ormeggiata nel porto di Porto Empedocle è attraccata nei giorni scorsi dopo il periodo di quarantena successivo al trasferimento su nave Moby Zaza dai migranti presenti a bordo e che staziona attualmente presso il porto empedoclino. L'ispezione ha evidenziato diverse irregolarità di natura tecnica e operativa, tali da compromettere non solo la sicurezza dell'unità degli equipaggi, ma anche delle persone che sono state e che potrebbero essere recuperate a bordo nel corso del servizio di assistenza ai migranti svolto dalla Sea-Watch 3, così come alcune violazioni alle normative a tutela dell'ambiente marino. Quindi la nave è stata sottoposta a fermo amministrativo che permarrà fino alla rettifica delle irregolarità rilevate in sede ispettiva e per alcune di esse sarà necessario l'intervento dello Stato di bandiera che detiene la responsabilità della conformità della nave rispetto alle convenzioni internazionali e alla legislazione nazionale applicabile. Tale ispettiva, prevista dalle convenzioni internazionali e dalle direttive unionali, viene svolta nell'ambito dei consueti controlli di sicurezza, tutela degli equipaggi e protezione dell'ambiente marino, demandati alla Guardia Costiera italiana sulle unità navali di bandiera straniera che arrivano nei porti nazionali. Nel tentativo di allontanarsi dal centro d'accoglienza ex Villa Sicani ha colpito il poliziotto che tentava di bloccarlo, agente che cadeva per terra e riportava lievi traumi contusivi. Il tunisino ospite della struttura di Siculiana è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale dalla Polizia di Stato. L'immigrato, tentando la fuga dalla struttura così come altri connazionali, è riuscito a divincolarsi dal tentativo del poliziotto che ha provato appunto a fermarlo. Di fatto il tunisino era riuscito ad allontanarsi, ma le ricerche della polizia hanno consentito di rintracciarlo subito dopo nelle campagne circostanti. A bloccarlo sono stati gli agenti del commissariato frontiera di Porto Empedocle e quelli del reparto mobile di Firenze, reparto aggregato alla questura di Agrigento per i servizi di vigilanza, ordine e sicurezza pubblica. L'uomo è stato dunque arrestato e su disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento portato al carcere di Lorenzo di Agrigento. In piazza contro l'immigrazione clandestina, la Lega organizza una manifestazione a Porto Empedocle. Vediamo. Un flash mob si terrà domani a Porto Empedocle da parte della Lega, dove parteciperanno anche esponenti di spicco della Lega stessa come l'onorevole Tardino. Ecco, perché questo sit-in? Questo sit-in perché abbiamo raccolto le lamentele di tantissimi cittadini che sono venuti da noi perché sono stanchi di tutti questi immigrati e soprattutto gli clandestini che sono sulla Moby Zaza. Noi sappiamo benissimo in questo momento che praticamente abbiamo 30 positivi all'interno della Moby Zaza. A Comiso sono scappati via dal centro 47 clandestini, a Pozzallo altri 7, è stato ferito un finanziere, è stato malmenato un poliziotto a Siculiana e la gente di Porto Empedocle, di Siculiana e della stessa Lampedusa veramente è stanca di tutto ciò. Cos'è che vuole proporre la Lega? La Lega sta proponendo questo flash mob a Porto Empedocle con un collegamento in diretta con Lampedusa per cercare di proporre
proporre ai cittadini la massività a questo flash mob. Dovete venire in tanti per far capire a questo governo che siamo veramente stanchi, che vogliamo difendere la nostra terra, la nostra bella Sicilia, e non dobbiamo più portare clandestini, ma dobbiamo portare turisti. E adesso sappiamo bene che le imprese sono al collasso, che stiamo vivendo un momento di grandissima crisi, dopo il coronavirus la gente è veramente stanca e non è il momento giusto di fare una mala accoglienza, perché l'accoglienza va fatta per bene, un'accoglienza sana è un'accoglienza che dà la possibilità ai clandestini di essere in sicurezza. In questo momento noi siciliani non siamo in sicurezza e non sono in sicurezza nemmeno loro, quindi è necessario adesso veramente unirci per far capire al governo che bisogna fare uno stop particolare alla max sanatoria clandestini e per portare avanti il decreto sicurezza di Matteo Salvini. Matteo Salvini ha fatto tanto per noi, ha fatto tanto per cercare di bloccare questa immigrazione incontrollata. In questo momento veramente di grande crisi e di grande dolore dei siciliani, soprattutto dei siciliani, che lo dico sempre, noi siamo Lega Sicilia e quindi ci crediamo, siamo siciliani doc, dobbiamo cercare di portare avanti, di difendere la nostra terra, difendere il nostro territorio e portare turismo e lavoro e non clandestini. A dove e quando l'appuntamento? E ci vediamo alle ore 11 al porto di Porto Empedocle, poi ci porteremo in un bar vicini ora per una bella conferenza stampa. Ci sarà con noi l'onorevole Annalisa Tardino, il commissario provinciale Massimiliano Rosselli, il commissario comunale Umberto Prestia e tanti componenti e dirigenti provinciali della Lega, di Agrigento e della Lega provinciale. Io in qualità di capogruppo al Consiglio Comune di Agrigento vi esorto soprattutto gli agrigentini a venire in massa per cercare di dimostrare, con forza di dire stop a questa sanatoria, che è non è un accoglimento degli immigrati, un finto accoglimento che ci sta portando a un disastro. Era l'8 luglio 2013 quando Papa Francesco metteva piede a Lampedusa nel suo primo viaggio fuori dal Vaticano. A 7 anni dalla sua visita nell'isola si fa ancora più urgente l'appello levato in quell'occasione a sentirci e vederci come fratelli l'uni degli altri. Nell'era del post-pandemia non c'è possibilità di salvarsi da soli, dice il pontefice. Il servizio di Eugenio Cairone. Che Dio ci aiuti, verrebbe da dire, ascoltando Papa Francesco a proposito di migranti. Secondo Francesco, è Dio che chiede di poter sbarcare. Il pontefice lo ha detto ricordando il suo viaggio a Lampedusa, seguito alla immane tragedia dei morti in mare. È Dio, ha detto il pontefice, che bussa alla nostra porta affamato, chiedendo di essere assistito. Il monito del Papa arriva in un momento non certo felice per i siciliani, visto che l'inferno di cui parla il pontefice si è trasferito dalle nostre parti, come i fatti di Siculiana dimostrano. Certo non ci sono i lager libici, ma la situazione è esplosiva. E se dal Vaticano arriva forte l'invito del Papa all'accoglienza, da Agrigento giunge un altro monito, quello dell'arcivescovo Francesco Montenegro, che parla di accoglienza come valore sacro. Montenegro però va oltre e torna su una riflessione che aveva ribadito riguardo gli agrigentini e San Calogero. Noi agrigentini, ha detto Don Franco, ci teniamo stretto San Calogero, che è un santo nero, mentre gli altri neri vogliamo respingerli. Se davvero fossimo devoti di San Calogero, ha proseguito, dovremmo essere capaci anche di accogliere. Una bacchettata questa dell'arcivescovo che non tutti condividono, perché in fatto di accoglienza proprio gli agrigentini non si sono mai girati dall'altra parte, soltanto che ora il rischio va al di là del semplice fatto umanitario. L'arcivescovo di Agrigento trova tutti d'accordo, però quando parla di presunti delinquenti tra chi arriva. Ed è questo, al di là dell'emergenza sanitaria, che giustamente preoccupa i cittadini, anche quelli che hanno fede.
L'assessore regionale all'economia Gaetano Armao nella prefazione del DEF 2020-2023 scrive: la crisi economica post-pandemica ha colpito la Sicilia quando ancora non erano stati superati gli effetti della crisi economica del 2010-2012. Lello Casese. Abbiamo davanti tempi duri e difficili dove ci vuole competenza e sintesi di misure e di interventi. Sono le prime parole pronunciate dal vicepresidente della regione siciliana Gaetano Armao durante la presentazione del documento di economia e finanza 2021-2023. Così non è immaginabile una ripresa del Sud. Se si accelerano le opere che sono già in corso, che sono solo allo stato degli studi di fattibilità, non andiamo molto avanti. Ci vuole un piano straordinario, ha poi aggiunto. Che manchi il ponte è un fatto evidente delle contraddizioni che restano sopite nelle questioni di governo, ma che invece restano del tutto attuali tanto che i governatori lo hanno reclamato come priorità assoluta per il Sud. Il Paese non riparte mandando al Sud gli effetti positivi del Nord, il Paese riparte se si fanno investimenti proprio nel Sud, altrimenti il divario si aggraverà. Allo Stato chiediamo investimenti in infrastrutture, porti e aeroporti. La gravissima crisi che sta attanagliando la Sicilia non si può affrontare né tantomeno superare con gli incentivi minimi o peggio ancora con sussidi. Serve un grande piano di investimenti. La cura all'Italia è stata fatta in modo omogeneo nel Paese come se il Paese non fosse diviso. È come se un medico avesse in cura due gemelle e ne visitasse solo uno perché la cura decisa per uno va bene anche per l'altro. Così è avvenuto. Con la legge di stabilità abbiamo adottato dei meccanismi di correzione. Accanto ad alcuni dati preoccupanti ci sono dati positivi come quelli sull'agenda digitale per il quale prevediamo di rafforzare ulteriormente gli investimenti. Se il lockdown fosse arrivato 3 anni fa, quando eravamo ancora all'inizio, per la Sicilia sarebbe stato un disastro. Non si sarebbe potuto fare lavoro a distanza, la formazione, i nostri figli sarebbero rimasti isolati. Oggi invece possiamo parlare di smart working e ancor di più di south working, ovvero vivere in Sicilia e lavorare in tutto il mondo grazie al digitale, la vera opportunità di sviluppo della Sicilia. Oggi la Sicilia, conclude Armao, è la regione con la maggiore copertura di connessioni nel resto del paese. Nell'isola il 74% delle famiglie è connessa alla banda larga. Fase 3 in Sicilia, 80.000 richieste per prestiti a fondo perduto. È il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Sono quasi 80.000 le richieste di accesso al contributo a fondo perduto presentati dai contribuenti siciliani a 20 giorni dall'apertura del canale, 60.000 le domande che sono state evase e le somme già accreditate dall'Agenzia delle Entrate nei conti correnti delle imprese, dei commercianti e degli artigiani, per un totale di 157 milioni di euro erogati. L'importo erogabile ricordiamo che va dai 1.000 euro per le ditte individuali ai 2.000 per le società. Nella nostra provincia le richieste sono state 4.958 per un importo erogato di circa 12 milioni di euro. La maggior parte delle istanze presentate fanno capo alla provincia di Catania con un contributo di 37,8 milioni di euro, seguono poi le province di Palermo con 34,7 milioni di euro, Messina con 22 milioni di euro, quindi Trapani e Ragusa. Il decreto rilancio ha previsto l'erogazione di un contributo a fondo perduto, cioè senza alcun obbligo di restituzione, a favore delle imprese e delle partite IVA colpite dalle conseguenze economiche del lockdown. In particolare il ristoro spetta ai titolari di partita IVA esercenti l'attività di impresa e di lavoro autonomo, comprese le imprese esercenti attività agricole e commerciali. C'è tempo quindi fino al 13 agosto, i contribuenti interessati sono ancora in tempo per richiedere il contributo, la domanda infatti può essere presentata sino a tale data. Per predisporre e trasmettere l'istanza si può usare anche un software e il canale telematico nel sito Entratel Fisco Online o una specifica procedura web nell'area riservata del portale fatture corrispettivi. Il contribuente può anche avvalersi degli intermediari con un delegato al suo cassetto fiscale e un servizio di consultazione delle fatture elettroniche.
L'ex sindaco di Camastra Angelo Cascià e il suo vice Vincenzo Urso potranno ricandidarsi a prossime tornate elettorali. Il Viminale riteneva invece che Cascià e Urso non potessero più ambire a cariche politiche alla luce dell'indagine antimafia Vulture che portò allo scioglimento del comune per presunte infiltrazioni mafiose. I dettagli nel servizio. L'ex sindaco di Camastra Angelo Cascià e il suo vice Enzo Urso potranno partecipare alle prossime competizioni elettorali. Lo ha stabilito la Corte d'Appello di Palermo, che ha confermato che il provvedimento di scioglimento del Consiglio Comunale di Camastra e con esso la proposta di adozione della misura interdittiva della incandidabilità sono contraddittori, in quanto la stessa commissione di accesso in un passaggio sembra avvedersi dell'assenza di un reale condizionamento dell'amministrazione. A seguito dell'inchiesta Vulture, che aveva visto imputati diversi presunti esponenti della cosca mafiosa operante nel territorio di Camastra, il Ministero dell'Interno aveva proposto l'adozione di un decreto di scioglimento del Consiglio Comunale per infiltrazioni mafiose e con separato provvedimento davanti al Tribunale Civile di Agrigento aveva chiesto l'irrogazione della sanzione della incandidabilità nei confronti di Angelo Cascià, allora sindaco, e del suo vice Vincenzo Urso, che erano in carica nel comune colpito dal decreto di scioglimento. Cascià ed Urso si sono costituiti in giudizio con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino, Massimiliano Valenza e Mario La Loggia, contestando l'intero impianto della misura adottata in quanto contraddittorio, tenuto conto del fatto che per la stessa ammissione della commissione d'accesso che aveva proposto lo scioglimento del Consiglio Comunale, gli elementi trovati durante le indagini e le ispezioni non avevano determinato l'emersione di un reale tentativo di condizionamento mafioso nelle scelte dell'amministrazione comunale. Inoltre gli avvocati Rubino, Valenza e La Loggia hanno preso posizione in maniera dettagliata su tutte le contestazioni formulate dalla Prefettura di Agrigento, dichiarandole erronee e dimostrando la piena regolarità della gestione amministrativa posta in essere dall'amministrazione guidata da Cascià e Urso. Il Tribunale di Agrigento, dopo una lunga attività istruttoria, condividendo in pieno le tesi degli avvocati Rubino, Valenza e La Loggia, aveva respinto la proposta formulata dal Ministero, condannandolo al pagamento delle spese di giudizio. Inoltre il Tribunale ha anche accertato la totale infondatezza degli addebiti mossi dal Ministero, dichiarando la piena regolarità dell'azione amministrativa svolta nel comune di Camastra e dando il via libera alla futura nuova candidatura di Cascià e Urso, dichiarando infondate tutte le contestazioni mosse dal Ministero. Avverso il decreto, il Ministero aveva proposto reclamo davanti alla Corte d'Appello di Palermo. Cascià e Urso si sono costituiti per mezzo degli avvocati Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza, formulando diverse eccezioni di carattere processuale, nonché contestando analiticamente nel merito la fondatezza del reclamo del Ministero. La Corte d'Appello di Palermo ha confermato il decreto emesso in primo grado dal Tribunale di Agrigento ed ha respinto il reclamo proposto dal Ministero dell'Interno e che è stato quindi condannato al pagamento delle spese di giudizio per un importo di 5.300 euro. Bufera ad Erice, divieto di dimora per il sindaco, pressioni sugli uffici per il parcheggio del fratello. Vediamo. Le ipotesi di reato sarebbero quelle di calunnia ed abuso d'ufficio, quest'ultimo commesso in concorso con il fratello. Riflettori puntati sul sindaco di Erice Daniela Toscano, colpita dalla misura cautelare del divieto di dimora nei comuni trapanesi. Coinvolti nelle indagini dei militari dell'Arma anche il fratello del sindaco toscano, il consigliere comunale di Trapani Massimo Toscano ed il marito di lei, Francesco Paolo Rallo, al quale è stata notificata la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. L'attività investigativa ebbe inizio nel febbraio 2019 a seguito dell'indagine che condusse i carabinieri all'arresto di Salvatore Angelo Catalano, vice sindaco e assessore della giunta toscano, per le ipotesi di abuso d'ufficio e corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio. L'odierna attività di indagine avrebbe permesso invece di appurare come la Toscano, servendosi del fratello e nell'interesse economico dello stesso, avesse esercitato pressioni su competenti uffici comunali al fine di far rilasciare le necessarie autorizzazioni per la riapertura di un parcheggio sito sul lungomare Ricino e gestito da una società della quale il fratello ne era socio occulto. Inoltre la Toscano, al fine di assicurarsi l'impunità, avrebbe calunniato falsamente del reato di diffamazione a mezzo stampa il padre di un consigliere comunale di opposizione per un'intervista da questi rilasciati a un quotidiano online nella quale denunciava pubblicamente il malaffare
che si celava dietro la concessione del parcheggio. Sono stati inoltre raccolti gravi indizi di colpevolezza nei confronti del marito del sindaco, il quale avrebbe minacciato un imprenditore e la moglie, che con la propria testimonianza avrebbe permesso di acquisire importanti elementi indiziari nei confronti dei due fratelli toscano. Al sindaco sono stati inoltre contestati i reati di traffico di influenze illecite e diffamazione nei confronti del citato imprenditore. Nello stesso procedimento penale sono inoltre indagati a vario titolo per reati di traffico di influenze illecite, favoreggiamento personale e false dichiarazioni a pubblico ministero altre 4 persone. Raffadali riceve 200.000 euro per un progetto sullo sviluppo turistico. Il nostro direttore Arturo Cantella ha intervistato il sindaco Silvio Cuffaro. Siamo con il sindaco di Raffadali, Silvio Cuffaro. 200.000 euro sono stati assegnati al suo comune per un progetto sullo sviluppo turistico. Ecco, in un momento di grave crisi dovuto anche al Covid, ma in generale alla situazione di tutta la regione, Raffadali riesce a spuntarla ed ottenere, un finanziamento al 100% relativamente a un bando dell'assessorato all'agricoltura. Devo dire francamente che il bando risale a 2 anni fa, che l'8 luglio scorso l'assessorato regionale all'agricoltura ha finanziato il progetto, che si chiama InfoPoint Raffadali, che non fa altro che tracciare degli itinerari rurali e di sviluppo turistico e mettere a sistema tutto quanto, dando la possibilità al turista di usufruire anche di bici assistite o di bici normali per fare l'itinerario e vedere anche da una sala multimediale le riprese che verranno fatte per chi non vuole andare in sito di tutte le riprese che abbiamo a Raffadali, anche se devo dire francamente gran parte di queste sono nel territorio del Raffadali, ma giuridicamente appartengono al territorio del Righetto, come la montagna delle Costicelle o Pietrarossa o quante altre cose. Diciamo che stiamo cercando di dare una possibilità in più al turista di venire a Raffadali e di venire a visitare quelle che sono le bellezze naturalistiche o storiche o archeologiche del Raffadali. Ecco, tra le misure finanziate sono disponibili anche 12 biciclette, anche con pedalata assistita, ma anche un teatro olografico, ma anche alcuni tablet con funzioni video, insomma una serie di risorse sicuramente molto interessanti per la fruizione turistica. Progetto completo che per chi vuole andare a visitare luoghi diamo la possibilità di godere di una bici o normale o assistita, che l'avranno gratuitamente tutti quelli che albergeranno almeno una notte nei B&B di Raffadali, mentre tutti gli altri possono avere anche la possibilità di vederli seduti direttamente qui in una sala che verrà assistita al comune, utilizzando i computer, i tablet o tutto ciò che metteremo loro a disposizione per fare un giro virtuale su questi luoghi. Quindi questo incentiva anche la presenza nei B&B, quindi io che vengo a Raffadali e abito in un B&B posso usufruire di queste iniziative? Puoi usufruire gratuitamente di queste iniziative che verrà messa a disposizione anche di altri che verranno qui in modo passeggero, però cercando di contribuire così all'associazione, alle spese, alle risole spese che praticamente loro sosterranno e permettere questa organizzazione. Castelvetrano Gela, novità sull'anello autostradale siciliano, una battaglia portata avanti dai sindaci del territorio con in testa il primo cittadino di Ravanusa, Carmelo D'Angelo. Vediamo. Siamo con il sindaco di Ravanusa, Carmelo D'Angelo, perché ci deve aggiornare sulle novità. Ricordiamo che lei è stato il primo firmatario di una lettera insieme agli altri sindaci del comprensorio agrigentino inviata al ministro ma anche ai vertici dell'ANAS relativamente al completamento dell'anello autostradale. Parlo in particolare della strada che va da Castelvetrano fino a Gela. Che novità ci sono, sindaco? Ma è una battaglia che stiamo conducendo tutti i sindaci della provincia di Agrigento, perché credo che sia importante arrivare alla realizzazione di questa opera che servirebbe all'intera provincia, ma non solo, anche alla provincia di Trapani e a Caltanissetta, per migliorare l'infrastruttura viaria
e dare la possibilità ai cittadini di muoversi più agevolmente, agli imprenditori di raggiungere meglio altre mete. Ecco, noi abbiamo fatto questa richiesta forte al Ministro, abbiamo anche fatto la richiesta ai vertici di ANAS e qualcosa si inizia a muovere. Crediamo che questo sia il momento giusto perché, come sentiamo dai media, Bruxelles sta mettendo le risorse ma sta chiedendo all'Italia di realizzare le infrastrutture. Il direttore generale del Ministero ha risposto alla nota dei sindaci chiedendo ad ANAS qual è lo stato dell'arte per il completamento dell'anello autostradale. Con i sindaci abbiamo deciso comunque di chiedere un ulteriore incontro per accelerare l'iter, perché naturalmente non esiste una progettazione quantomeno di livello definitivo per poter quantificare anche il valore della realizzazione dell'opera, e a tutto questo si aggiunge una nota che è arrivata appena ieri dalla Prefettura di Agrigento, che ci comunica e ci invita a partecipare ad un incontro con il Vice Ministro Cancellieri, che sarà nella nostra provincia in Prefettura per discutere delle infrastrutture e quindi anche di questa importante opera viaria il prossimo 13 luglio ad Agrigento. Ricordo che la strada che va da Agrigento a Gela è una delle strade, stiamo vedendo, percorrendola, che è totalmente abbandonata a se stessa da diversi anni. Sì, è una strada abbandonata, è un tracciato antico, bisognerebbe anche modificare il tracciato della vecchia 115 perché oggi il traffico ingolfa anche la Valle dei Templi, che come abbiamo detto con i sindaci è patrimonio dell'UNESCO, ma poi se guardiamo anche la parte che da Gela arriva a Castelvetrano si interseca con molti centri abitati, parlo di Licata, di Porto Empedocle, di Realmonte, ma anche di Sciacca, e quindi il traffico sulla 115 va ad incidere, ad impattare anche molto sul traffico urbano di molte città e di molti paesi dell'Agrigentino. Quindi la richiesta nostra è che il nuovo tracciato, la progettazione del nuovo tracciato abbandoni il vecchio tracciato della 115, liberando il traffico urbano di questi paesi. Teniamo conto che proprio uno studio recente pubblicato dal Sole 24 Ore qualche giorno fa parlava anche dell'importanza delle infrastrutture sul prodotto interno lordo delle regioni e delle città. Finora abbiamo riscontrato diversi consiglieri che sono favorevoli a questa iniziativa, ma ancora sono in una fase di discussione con i loro gruppi, seppur si stia rompendo quella che è la maggioranza in aula. Semmai c'è stata una situazione reale di questo genere, tanti favorevoli, ancora nessuna firma concreta, però è chiaro che in aula si respira un'aria irrespirabile e l'assenza del sindaco in questo senso ha accelerato un processo naturale con una situazione che secondo me non è più sostenibile. Ma in quale città normale e democratica nel 2020 un sindaco si può permettere di parlare in questi toni, specie dopo 2 mesi d'assenza da Palazzo Zanca? Un attacco al giornalismo, un attacco al Consiglio Comunale, sempre attacchi ai dipendenti pubblici. Ma si possono permettere tali cose e restare in silenzio? Secondo me non è assolutamente possibile. Anche in questo senso c'è la mia firma per le dimissioni, perché per me un sindaco che si permette di fare determinate cose se ne deve andare subito. Ma secondo lui manca il coraggio a noi. Può mai mancare il coraggio e stare, secondo lui, sotto scacco di questa situazione dove un sindaco, ripeto, si permette di fare cose inaudite? Ma non è soltanto questo, perché fosse soltanto questo potremmo anche sorvolare. Sono i risultati proclamati e mai arrivati, perché realmente in città di quanto detto non si è mai concretizzato nulla. La città non ha risultati tangibili di questa azione amministrativa ed i miglioramenti che lui sbandiera realmente non esistono
esistono dati di fatto, dati alla mano. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. Ha realizzato sul demanio comunale a pertinenza di un alloggio popolare una tettoia, una scaletta in metallo che collega l'appartamento con lo spazio esterno recintato e un piccolo manufatto in legno utilizzato come deposito, ma ha realizzato anche una piastra in calcestruzzo ed ha collocato un cancello carrabile in ferro, tutto fatto senza alcuna autorizzazione o licenze. Nelle ultime ore da Palazzo dei Giganti è arrivata a firma del dirigente del settore territorio e ambiente Francesco Vitellaro la diffida a rimuovere tutto entro 30 giorni. È stata siglata infatti un'ordinanza di rimozione e ripristino dello stato dei luoghi. Alla scadenza dei 30 giorni imposti, la squadra edilizia della Polizia Municipale effettuerà un controllo mirato per accertare tempestivamente l'ottemperanza o meno. Naturalmente noi abbiamo sempre avuto questa eccellenza di rappresentare un target straniero per l'85% delle nostre presenze turistiche. Questo è stato il dato complessivo del 2019, per esempio, che in questo momento diventa invece un grave danno, un punto negativo. Detto questo, la vostra copertina, diciamo, il servizio di introduzione, credo che riassuma esattamente quello che noi dobbiamo fare, cioè dire fare rete, quello che in Sicilia è sempre stato difficile realizzare perché c'è questa questo piccolo difetto, diciamo, del localismo, dell'interesse di parte. Qui si tratta veramente di andare in campo aperto e di fare rete, intanto tutte le imprese tra di loro, dall'autotrasporto al trasporto via mare, via aereo, e tutta la filiera che compone il prodotto turistico, ma poi anche tra le che noi abbiamo chiesto, quando dico noi intendo i comuni siciliani, di una interlocuzione tra lo Stato, la Regione e i comuni, perché noi siamo una regione a statuto speciale e quindi inevitabilmente alcune norme, per esempio dal punto di vista della compatibilità finanziaria comunale, locale, che valgono per il resto d'Italia, in Sicilia vanno rimodulate, vanno riviste. Quindi tutti insieme, regione, comuni e Stato, dobbiamo cercare di fare rete. Noi siamo lontani dalle grandi capitali europee. I costi aerei o le eventuali restrizioni nel trasporto aereo per noi diventano un danno gravissimo. Quindi è importante che ci sia questa consapevolezza nuova della necessità di una nuova politica sul territorio che metta insieme pubblico e privato, ma soprattutto gli enti pubblici tra di loro, non in una competizione, ma in una collaborazione e in un coordinamento. Ripeto, questa è una rivoluzione culturale importante che noi dobbiamo fare. Diceva prima lei, Sindaco, che in questo senso avete fatto già un tavolo voi stessi di concertazione, mettendo appunto attorno al tavolo tutti questi stakeholders che dovrebbero appunto stare insieme per aiutare il turismo a Taormina. Sì, l'ho istituito con una determina sindacale già da oltre un mese, lo abbiamo chiamato tavolo di concertazione proprio perché non ci sono argomenti che non possono far parte della discussione di questo tavolo o delle decisioni che questo tavolo prende, dove ho messo insieme tutti gli enti pubblici che hanno una loro competenza all'interno del nostro territorio, parchi, uffici regionali, amministrazione comunale naturalmente, e tutti i soggetti privati, sia imprenditoriali sia, come abbiamo visto nel servizio, anche delle organizzazioni sindacali, le quali sono ovviamente molto molto preoccupate perché se noi lavoriamo per una prospettiva di difesa, parliamo in termini diciamo calcistici, per cui dobbiamo chiuderci in difesa nel 2020 e poi rinviamo tutto al 2021, questo secondo me sarebbe un gravissimo errore, perché noi dobbiamo invece iniziare adesso, e oggi sono aperte più del 65% delle strutture alberghiere a Taormina oggi.
I poliziotti dell'ufficio Digos della Questura di Agrigento, diretti da Sergio Carrubba, hanno identificato e denunciato alla Procura della Repubblica 8 persone per manifestazione non preavvisata e non autorizzata. Il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Sono state 8 le persone a essere state identificate e denunciate all'autorità giudiziaria dalla Polizia di Stato di Agrigento per la manifestazione non preavvisata, ai sensi dell'articolo 18 del testo unico delle norme di sicurezza, poiché ritenuti promotori in occasione della festività di San Calogero lo scorso 5 luglio, nella giornata di domenica, di un corteo non preavvisato dal santuario di San Calogero fino al centro storico. Quest'anno, come è noto ed ampiamente diffuso, la processione e i riti tradizionalmente previsti per le festività di San Calogero sono stati annullati a causa dell'emergenza Covid-19, al fine di scongiurare gli inevitabili assembramenti. Nonostante ciò, domenica scorsa, i soggetti che sono stati denunciati senza alcun preavviso e senza autorizzazione, intorno alle ore 12, si rendevano promotori di una processione abusiva e di una minivara con un piccolo simulacro di San Calogero che veniva trasportato dal santuario stesso fino alla via Porcello, angolo salita Santo Spirito, dove veniva bloccata prontamente dal personale di polizia intervenuto. Il lavoro certosino del personale della Digos, che ha passato in rassegna numerosi filmati e fotogrammi, ha consentito di individuare i trasgressori e isolare tra questi coloro che con indubbio atteggiamento si sono posti alla guida della finta processione, di fatto promuovendone così lo svolgimento. I soggetti denunciati sono stati sanzionati anche amministrativamente per violazione delle misure di contenimento anti-Covid previste appunto dalla normativa. Intanto è bene ricordare che l'Associazione Portatori di San Calogero, a firma del presidente pedalino Salvatore, ha emanato un comunicato stampa dove informa che nessuno tra i portatori iscritto è autorizzato a indossare la casacca ufficiale per domenica prossima 12 luglio, seconda domenica di San Calogero, e partecipare a manifestazioni non autorizzate che violino l'inosservanza delle decisioni stesse. Inizieranno entro la fine dell'anno i lavori di restauro del Tempio di Zeus, prevedono anche di rimettere in piedi il telamone. I dettagli nel servizio. Sarà una ditta del Ragusano a rimettere in piedi il telamone del Tempio di Zeus che si trova tra le rovine della Valle dei Templi. La direzione del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi ha infatti completato la procedura per l'aggiudicazione dei lavori di musealizzazione e restauro del Tempio di Zeus Olimpio alla ditta salvatrice Tiziana Cilia con sede a Vittoria. Il progetto prevede, oltre al ripristino del telamone, anche la musealizzazione a terra di un intero architrave a partire dal capitello fino al completamento di tutti gli elementi che formavano, per capirci, l'area triangolare della facciata del tempio. A lavoro completato si riuscirà a rimettere in piedi una struttura lunga almeno 12 metri. L'ultima iniziativa progettuale programmata è quella che riguarderà una riorganizzazione dei blocchi oggi presenti attorno all'area del tempio, residui del lavoro avviato ma non completato dall'archeologo Pirro Marconi. In particolare si provvederà ad aprire un varco tra gli elementi che sono stati collocati tra il tempio e l'altare, realizzando un corridoio e rimodulando il punto di accesso all'area del bene, cambiando di fatto in modo totale anche il modo di vedere il tempio. In quest'ottica si ragionerà in futuro sulla possibilità di riscontrare visivamente l'effettiva quota del pavimento del tempio, collocando ad esempio delle sagome e dei pannelli in plexigas che consentano al visitatore di rendersi conto di quanto non c'è effettivamente più perché è distrutto o trafugato. La spesa preventivata è di 524.000 euro, sulla quale la ditta CD ha offerto ribasso del 22,73%. Il telamone dunque tornerà in posizione verticale con i reperti che erano stati rinvenuti dagli archeologi nell'area di scavo. La grandezza di questo gigante, che componeva soltanto una piccola parte dell'edificio sacro, potrà dare l'idea della magnificenza dell'architettura del tempo. Ogni gigante, alto 7,65 m, era il più grande dell'antichità in Sicilia e tra i più grandi dell'intera arte greca. Dieta del digiuno intermittente, come funziona e per chi è adatta? Vediamo. C'è un altro periodo che lei porta avanti, che è quello del semi-digiuno sostenuto. In che cosa consiste? Da
Da sempre diciamo che le popolazioni cinesi, egizie, le popolazioni del Mediterraneo hanno studiato come fare per sentirsi abbastanza energiche e fare dei lavori anche pesanti, perché in passato comunque i lavori chiaramente non erano quelli, erano tutti manuali, non erano quelli di questi tempi con strumenti, strumenti avanzati, per cui è molto facilitato. Il semidigiuno a volte spaventa un po' come termine, in realtà ci permette di essere molto energici nel tempo, disintossicare l'organismo e riavviare tutte le attività ridando le informazioni, anche qui poco per volta, però facendo questo semidigiuno qualche giorno a settimana, cioè come se noi post serate particolari o post periodo, che so, il periodo natalizio, il periodo estivo in cui magari ci sono più serate, più giornate particolari, più occasioni, decidiamo di disintossicare l'organismo dandogli uno stop, cioè faremo l'ultimo pasto alle 17 del pomeriggio per poi riprendere ad assumere alimenti l'indomani a colazione, e questo viene fatto in una prima fase per 3 giorni a settimana, curando sempre la dieta mediterranea nel frattempo, per la seconda fase 2 giorni a settimana e poi 1 giorno a settimana, in modo tale da avere il mantenimento. Ma 1 giorno a settimana di semidigiuno, anche solo mangiando frutta e verdura, si può fare tranquillamente anche per tutta la vita. Come detto, ci sono tanti metodi, lei ha scelto proprio di portare avanti in particolare il metodo 3M e il metodo del semidigiuno sostenuto, perché? Ho deciso di portarli avanti per 2 motivazioni. Uno, perché li ho provati su me stessa, e qualsiasi metodo decido di proporre ai miei pazienti lo provo, lo testo, lo studio per capire gli effetti benefici nel tempo. E poi perché l'azienda che li propone è un'azienda seria. Molte aziende propongono anche i semidigiuni, il digiuno, però io mi sono fidata a un'azienda seria che utilizza da sempre prodotti naturali, derivati da alimenti naturali, da materie prime naturali che coltivano loro stessi e che ancora oggi, anche se su scala nazionale e internazionale, è gestione familiare. Quindi per me la Santiveri è una grande famiglia, io ci credo molto nel lavoro che si fa, perché fra l'altro costituita, oltre che a gestione familiare, costituita da professionisti seri, da nutrizionisti, da scienziati, anche da persone che ci lavorano in maniera costante e seria. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.